Onorevole Gianfranco Rotondi, perché Berlusconi ha lanciato l'idea del movimento L'Altra Italia? Perché ha capito che i partiti sono finiti, in Italia non ce ne sono più, l'unico è la Lega e vince perché ha un personaggio carismatico che cavalca anche temi estremi, temi che ovviamente non sono nostri. Berlusconi capisce che c'è un elettorato che se ne resta a casa e pensa che Forza Italia da sola non basti a richiamarlo a esercitare l'elettorato attivo e la partecipazione alla vita politica. Ritiene che i moderati riusciranno a riconquistare posizioni? Io dico di sì, però ci vuole coraggio. Se continuiamo a dire torna Salvini, sta casa aspetta a te, la gente dice ma se voi dite che bisogna far tornare Salvini andiamo direttamente da lui. Io sono dell'idea che invece bisogna dire chiaro e tondo che Salvini in Italia è quello che è in Francia la Le Pen e in Francia ha vinto Macron proprio perché c'era la Le Pen. Alla luce di quello che sta facendo il governo in questo periodo, come vede il Sud e le prospettive per il Sud, per il meridione del nostro Paese? Ma il Sud corre sempre dietro all'invasore, applaude sempre chi gli toglie la roba. Lo Stato unitario, diciamolo da meridionali, si è fatto togliendo l'oro al Sud e portandolo a Torino, eppure il Sud ha applaudito. Oggi applaudono Salvini che gli chiuderà tutti gli ospedali, perché l'autonomia significa che un giorno ci dovremo porre il problema in Abruzzo, in Campania, in Puglia, non di dare il rimborso delle prestazioni sanitarie, ma il rimborso del biglietto aereo, perché i meridionali avranno solo la possibilità di andarsi a curare a Milano, a Torino, a Genova, a Padova. Questo governo può andare avanti? Ma andrà avanti per forza di inerzia, poi a un certo punto Salvini staccherà la spina e avrà la sorpresa o che vince le elezioni o che le perde o anche che un altro governo va avanti, chissà. Come possiamo concludere questa intervista alla luce appunto di nuovo della creazione di questo movimento L'Altra Italia? L'altra Italia siamo noi, è la gente che non vuole mettersi in mano a uno che prima voleva dividere l'Italia, poi la vuol mettere contro l'Europa e che ogni giorno ha un nuovo nemico, la zingaraccia, il migrante, il naufrago. Siamo un'altra cosa, siamo un'altra Italia.